E siamo rientrati a Düsseldorf, siamo sempre al ProWein, la fiera internazionale dei vini. Siamo in compagnia questa volta e diamo il benvenuto al presidente dell'Unione Consorzi Vini Veneti DOC, Luciano Pion. Allora Presidente, il nostro viaggio così alla scoperta dei nostri vini veneti possiamo dire comincia dal Prosecco che abbiamo qui alle nostre spalle, ma ce ne sono tanti altri. Sì, certo, il Prosecco rimane una delle produzioni più significative del Veneto e quindi sicuramente ha un ruolo importantissimo nella nostra produzione, però il Veneto direi che forse è una delle regioni che è più ricca di varietà. Non dimentichiamoci le varietà autoctone del Veronese, la Garganega, la Corvina, che poi declinano nelle varie denominazioni come Valpolicella, Bardolino, Custozza, Soave e alle volte veramente, per non poi dimenticarci tutti quei singole varietà autoctone magari prodotte in quantità minuscole ma che danno delle perle veramente di qualità e di unicità incredibile, quindi il Veneto è veramente di una ricchezza che talvolta è addirittura difficile comunicare. Presidente, come mai è importante non perdere un appuntamento come la fiera del vino di Düsseldorf? Non dimentichiamoci che questa è la fiera più importante del vino in Germania. Germania è un mercato tradizionale e importantissimo come bacino di utenza. Ricordiamoci che insomma, storicamente è il mercato di riferimento per i vini non solo italiani ma in particolar modo del Veneto che proprio si affaccia verso l'Austria e la Germania in modo diretto. Quindi apprezzano i nostri vini, quindi i tedeschi? Sì, assolutamente sì, per loro l'Italia non è solo un modello, non è solo vino ma è anche un modello di vita e piace in particolare ai giovani, è sempre stato un punto di riferimento anche come stile di vita. So che lei è un abitué insomma qui al ProWein di Düsseldorf. Come è cambiato nel tempo? Come sono cambiate queste edizioni? Io ebbi la fortuna di partecipare alla prima edizione della ProWein ed era un salone solo, eravamo in 6 produttori italiani. Io agli esordi ho avuto veramente questa intuizione ed è diventata una fiera internazionale non solo da parte dei vini ma anche dei consumatori e dei visitatori. È veramente una fiera che oggi non si può più evitare di fare. Che differenza c'è tra questa fiera e il Vinitaly? Questa fiera è una fiera internazionale sia come presenze di produttori che come visitatori, mentre il Vinitaly abbiamo i produttori italiani che incontrano i visitatori di tutto il mondo. Quindi, non so, diciamo, questa è la fiera internazionale dei vini internazionali e il Vinitaly è la fiera internazionale dei vini italiani. Ascolti, i progetti, parliamo dell'Unione che lei rappresenta, l'Unione Consorzi Vini Veneti. Quali sono i progetti che avete in cantiere? Quali sono gli obiettivi insomma, che vi date da qui, dal ProWein di Düsseldorf in avanti? L'Unione Consorzi Vini Veneti in pratica ha come obiettivo fondamentale organizzare la promozione dei vini veneti nel mondo e di aiutare le aziende a poter essere presenti in questi mercati in un modo tra virgolette economico. Costa partecipare a queste fiere? È costosissimo. Chiaramente noi abbiamo un calendario veramente pieno di obiettivi sia diciamo, in Europa che nei paesi terzi. Adesso sarebbe troppo lungo elencare, comunque andremo in Cina, andremo in Brasile in aprile, andremo in Cina in giugno, poi siamo appena stati in Messico, abbiamo programmato un tour in Europa, tutta la zona diciamo, della Polonia, Cecoslovacchia, Repubblica Ceca, Slovacchia, andremo in Norvegia, andremo in Finlandia, insomma cerchiamo di visitare tutti i mercati importanti senza tralasciare qualche tentativo anche in mercati improbabili che non si sa mai. E noi vi auguriamo in bocca al lupo a tutti i nostri vini veneti. Io ringrazio Luciano Piona, presidente dell'Unione Consorzi Vini Veneti DOC. Noi qui da Düsseldorf facciamo una piccola pausa, grazie.